Oggi prepariamo le polpette, quelle buone, morbide al sugo, con quel sughetto al quale è impossibile resistere, bisogna assolutamente fare la scarpetta. La ricetta è semplicissima, è quella della mia famiglia, è la classica ricetta delle polpette della nonna e sono sicura che anche voi avete la vostra ricetta di famiglia, ma se non l'avete o volete provare qualcosa di diverso, vedete anche la mia. Iniziamo! Prima di tutto prendo del pane raffermo che vado ad ammorbidire con il latte. Quindi la prima operazione è proprio questa, così che mentre inizio a preparare gli altri ingredienti il pane va ad ammorbidirsi. Non uso pangrattato, uso pane raffermo ammorbidito, poiché utilizzare solo il pangrattato nelle polpette tende a rendere l'impasto un po' più asciutto e quindi la polpetta un po' più duretta. Invece con il pane si ottiene un impasto molto morbido di quello proprio come faceva la mia nonna. Mi assicuro che il pane assorbi bene il latte, posso utilizzarlo con la scorza o senza, è assolutamente una scelta. Metto da parte il pane che lascio ammorbidire ben benino e passo alla carne, che ovviamente è la base delle mie polpette, essendo polpette appunto di carne. Come carne io utilizzo un misto tra macinato di vitello e pollo, suino o un misto tra entrambi. Potreste anche utilizzare solo del macinato di vitello, va benissimo lo stesso. In realtà per rendere la polpetta un po' più leggera di sapore si va ad aggiungere un po' di macinato di pollo. Per renderla un po' più saporita si può aggiungere invece del macinato di suino o anche una salsiccia di suino. Io in questo caso sto utilizzando delle salsicce di pollo e tacchino, quindi le privo del budello e le vado a spezzettare. In genere nelle polpette ci si può mettere davvero tutto quel che si preferisce, quindi ci si può sbizzarrire anche con degli aromi. Per esempio la mia mamma spesso utilizzava, quando eravamo bambini, i semi di finocchietto e io le adoro tanto quelle polpette perché sono aromatiche, profumate, insomma davvero molto sfiziose e gustose. Quindi anche quando magari ho degli ospiti e voglio fargli assaggiare qualche cosa di diverso dal solito, anche una semplice polpetta al sugo, ma con una particolarità come può essere una semi di finocchietto, vi assicuro che veramente merita di essere assaporata. Quindi cerco di mischiare un po' tra di loro le carni. Riprendo il pane che avevo messo da parte. Mi assicuro che abbia ben assorbito il latte e che si sia ammorbidito soprattutto la crosta. Se intendete utilizzarla assicuratevi appunto che sia bella morbida. Io vedo che la mollica si è già ammorbidita molto, insomma ha già preso il latte, quindi vado a strizzarlo e aggiungo la mollica sbriciolata. La crosticina la lascio ammorbidire ancora un po' nel latte. Volendo potrei anche evitare appunto di utilizzarla e utilizzare invece solo la mollica. Se volete ridurre i tempi di ammollo del pane, soprattutto della crosta di pane, vi consiglio di utilizzare latte caldo, poiché la farà ammorbidire molto prima. E adesso che anche la crosticina è bella morbida, posso andare ad aggiungere anche questa. Vado a spezzettarla. Ho terminato con il pane, vado ad aggiungere gli altri ingredienti, che sono parmigiano grattugiato, abbondante perché deve dare tanto sapore alle nostre polpette, 2 uova, sale, pepe, poco se avete intenzione di servire le polpette ai bambini, e una generosa grattugiata di noce moscata. Ecco fatto, tutti gli ingredienti sono nella ciotola. Come avete visto non ho ancora aggiunto pangrattato. Lo aggiungerò solo alla fine, dopo aver lavorato già l'impasto, in maniera tale che mi rendo conto, soprattutto lavorando a mano, riuscirò a rendermi conto se e quanto pangrattato il mio impasto va a chiedere. Cerco quindi di non anticiparmi in questa operazione per evitare di fare le polpette appunto troppo dure, l'impasto troppo asciutto. Inizio a lavorare questi ingredienti a mano ovviamente perché dobbiamo renderci conto della consistenza dell'impasto. Quindi se proprio non volete lavorarli a mano potete anche iniziare con un cucchiaio, però poi dovete per forza proseguire a mano, sapete bene.
Ok, il mio impasto ha già assunto la giusta consistenza, poiché è lavorabile, modellabile, è morbido e non è asciutto, quindi non aggiungo pangrattato, poiché ha questa consistenza che praticamente è perfetta per fare le polpette. Se però vi accorgete che il vostro impasto è un po' più morbido, non riuscite a lavorare bene le polpette, magari le uova sono più grandi, magari il vostro pane ha assorbito più latte, ne avete strizzato un po' meno, quindi avete aggiunto più liquido, in quel caso lì potete aggiungere poco pangrattato, mi raccomando sempre poco alla volta, per evitare di aggiungere troppo e quindi rendere l'impasto asciutto. Potete sempre aggiungerne altro asciugando l'impasto, mentre risulta davvero troppo difficile poi andarlo ad ammorbidire. Ecco perché se ne aggiunge pochissimo alla volta. Ma procediamo con le polpettine. Che siano polpetti o polpettine è una scelta veramente personalissima, quindi fate un po' come preferite, l'importante è che cercate però di farle tutte della stessa misura, in maniera tale che poi la cottura sia appunto uniforme per tutte. Io le faccio più o meno di questa dimensione qui, che non sono proprio piccine, però non sono neanche proprio enormi come le grandi polpettoni al sugo. Le polpette sono pronte, eccole qui. Le ho sistemate in 2 piatti, evito di sovrapporle poiché sono molto morbide, quindi preferisco appunto che non si schiaccino. Se volete che mantengano molto bene la forma potete metterli un pochino in frigorifero, anche solo una mezz'oretta. Ma nel frattempo passiamo alla preparazione del sughetto che invece ci serve per la cottura delle polpette. Eccoci qua, prendete una casseruola ampia, poiché le polpette devono cuocere tutte a contatto con il fondo e non sovrapposte. Un filo d'olio, uno spicchio d'aglio o un pezzetto di cipolla. Spicchietto d'aglio che ho già pulito e vado ad insaporire l'olio. Quando l'aglio inizia a sfrigolare vuol dire che è arrivato il momento di aggiungere la passata. Una passata di pomodoro molto fine, molto fluida. Se così non fosse, potete sempre frullarla. E poi infine il trucchetto della nonna per recuperare tutta la passata presente nella bottiglia. Un pochino d'acqua. Messo un pochino d'acqua, chiudo e recupero tutta la passata della bottiglia. Sale. Copro e faccio riscaldare un pochino. Quando il sugo è ben caldo e do i primi cenni di bollore, do una mescolata. Posso togliere lo spicchio d'aglio, che ormai ha rilasciato abbastanza insomma il suo sapore. Potrei anche lasciarlo fino alla fine della cottura, è solo una questione veramente di gusti. E vado ad aggiungere le polpette, una alla volta nel mio sughetto. Abbasso al minimo, poiché a questo punto la cottura deve essere molto delicata. Ho aggiunto le mie polpette, do una scrollatina, abbasso ancora al minimo. Non vado a spostarle con il cucchiaio in questa fase, poiché andrei a rovinarle appunto. Copro e lascio cuocere, la cottura deve essere delicata e prolungata, quindi ci vorranno circa 45 minuti. Verifichiamo sempre, man mano che cuociono andiamo sempre a fare una scrollatina per farle mescolare bene. Poi quando si è avviata la cottura e quindi la polpettina inizia a prendere bene la sua forma, possiamo anche aiutarci con un cucchiaio per girarle e mescolarle. C'è anche chi le polpettine non le immerge direttamente nel sugo, ma le fa prima rosolare in un filo d'olio e poi le aggiunge al sugo. È chiaro che in questo caso le polpettine saranno ancora più saporite poiché tendono a creare quella crosticina intorno. In questo caso qui le polpette cotte nel sugo sono molto più leggere. Ecco perché sono le più adatte ai bambini e sono le più classiche tra le polpette della nonna. Sono le polpette che si sono sempre fatte a casa mia, quindi io le faccio ancora così. E devo dire che sono proprio buone perché in questo modo restano morbidissime. Noi ci vediamo tra pochissimo quando le polpettine sono pronte. Mi raccomando, ogni tanto dateci un'occhiata.
Le polpettine sono pronte, come vedete il sughetto si è anche addensato, così che sia il giusto accompagnamento per queste polpette. Se invece preferite utilizzare parte di questo sugo per condire la pasta, cosa che i miei bambini adorano tantissimo, potete lasciarlo un po' più fluido. Per farla addensare in questo modo vi basterà lasciare la pentola semicoperta e nel caso alzare un pochino la fiamma. Regolatevi sempre, controllate la cottura perché il sugo deve essere un pochino denso alla fine, ma non completamente asciutto né tantomeno completamente liquido. Andiamo subito di assaggio. Che profumo, non so dirvi, non so spiegarvi. Mamma mia, un profumo inebriante, ragazzi, dovete assolutamente provarli. Lo so che avete tutti la vostra ricetta del cuore delle polpettine, ma assaggiate anche questa. No vabbè, sublimi, non c'è altro da dire, le polpette della nonna sono sempre le polpette della nonna. Alla nonna in cucina non la batte proprio nessuno. Se vi è piaciuta questa ricetta iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette in uscita, trovate tutta la lista di ingredienti e tutta la ricetta descritta nell'info box qui sotto al video, quindi espandetelo e controllate tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando un like ed un commento lo aspetto sempre ed io vi do appuntamento alla prossima ricetta. Nel frattempo vado a gustarmi queste ottime polpettine!